sentito un botto forte e poi si sentiva da gas e poi è arrivata anche la polizia, ci ha detto di non stare in casa, di evacuare perché appunto si era rotto un tubo e poi sono arrivati i vigili del fuoco. Tanta paura, sì, sì, però diciamo che anche perché a 30 metri dalla fuga non è bello esserci. Ho paura di saltare in aria mia e anche tutta la casa. Sono stati attimi concitati, per qualcuno di vero e proprio panico. Quelli vissuti in via Berto a San Trovaso. Sono da poco passate le 8:30 del mattino quando la benna di questa ruspa urta contro la tubatura del gas, rompendola e provocandone una cospicua fuoriuscita. Lo scoppio, poi una sorta di geyser, l'odore acre che entra nelle case. Si è sentito un soffio molto forte e abbiamo avvisato i vigili del fuoco. Poi il soffio è un po' rientrato, ma si è mantenuto comunque a livelli forti, si è riempito tutta la zona, si sentiva odore di gas. La mobilitazione è immediata, i primi ad accorrere sono i vigili del fuoco, poi la polizia locale con i volontari della protezione civile di Preganziol. Ci sono operatori che fanno il porta a porta chiedendo ai residenti, diversi condomini, di evacuare. Mi ha suonato un signore della protezione civile e mi ha detto che era meglio che andassi via evacuare. Per chi resta o non può muoversi, l'ordine è quello di chiudere le finestre e non accendere né la luce o usare dispositivi elettronici, indicazioni che restano valide per buona parte della mattinata. Il contrordine all'evacuazione arriva poco dopo, ma ormai in tanti sono usciti in via precauzionale dalle loro case. Io ho lasciato casa avendo moglie e bambino piccolo, comunque abbiamo pensato di fare una passeggiata e abbiamo scoperto che in realtà anche altre aree del paese erano state diciamo, messe in sicurezza. C'è chi raggiunge dei familiari, chi semplicemente si rifugia nel bar del paese al Mieti. Come trovarsi in un punto di incontro e stare tutti insieme in modo che ti passi anche questa incertezza di come potrebbe andare. Comunque ce n'erano tanti, sì. Che succede queste cose porta solo a aver paura e trovare un posto sicuro di dove andare. A seguire le operazioni la sindaca Stocco, che verso mezzogiorno dichiara chiusa l'emergenza. Il sospiro di sollievo è generale. È stato fondamentale intervenire tempestivamente e quindi qui rinnovo il plauso ai vigili del fuoco che sono intervenuti davvero nell'immediatezza, supportati poi da polizia locale, da protezione civile Preganziol, dai tecnici di Apireti Gas, quindi davvero una squadra imponente. È stato importante anche intervenire con la messaggistica, quindi con i social, con la messaggistica comunale per dare una capillare informazione delle misure di sicurezza che erano state concordate anche con i vigili del fuoco, chiaramente. Ora sarà la polizia locale a effettuare tutti gli approfondimenti anche per stabilire eventuali responsabilità. Si trattava di un cantiere privato. Sono già in corso appunto tutti gli accertamenti del caso e quindi ecco un supporto, un grazie, un plauso davvero alla polizia locale perché oltre alla gestione del momento appunto dell'emergenza e al coinvolgimento della cittadinanza appunto ora è impegnato anche in questo tipo di attività.